Buongiorno, sono senza stipendio da 3 mesi, hanno accumulato un credito pari a 1,2 milioni di euro. Sono i lavoratori della Vinyls, il polo della chimica con stabilimenti in Sardegna, Veneto ed Emilia-Romagna. Le loro forme di protesta continuano in questi giorni, che dovevano essere decisive per raggiungere un accordo su una vertenza che va avanti da troppo tempo e con tanti intoppi. Il fondo svizzero tedesco GITA, che dovrebbe rilevare Vinyls, ancora non ha dato una risposta certa. Ne parliamo con il nostro ospite di oggi, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E con lei, Presidente, affronteremo inevitabilmente anche i temi dell'immigrazione, in questi giorni caldi di sbarchi, rimpatri e di braccio di ferro diplomatico tra l'Italia e l'Europa. Intanto, Presidente, lei l'altro giorno è stato molto fermo. I lavoratori della Vinyls devono ottenere una risposta sui loro stipendi arretrati. Sembra però che questo accordo col fondo GITA ancora non sia arrivato, è così? Ma guardi, non siamo ai tempi supplementari, siamo già ai rigori e stiamo per tirare l'ultimo calcio. Nel senso che ormai siamo ai minuti finali, ne ho parlato anche ieri con il Ministro Romani e lui è assolutamente della partita al fianco dei lavoratori come sottoscritto, come tutti gli amministratori, ma andrebbe anche ricordato, lo avete fatto voi molto bene nell'introduzione, che questi lavoratori, parlo dei miei lavoratori veneti, sono 180 lavoratori, metà dei quali sono letteralmente precettati per problemi di sicurezza a dover andare a lavorare da 3 mesi gratuitamente. È bene dirlo, sarà anche crudo quello che sto per dire, ma questi lavoratori si portano addirittura la carta igienica da casa. È scandaloso quello che sta accadendo. Non si rispetta non solo il lavoratore ma anche la dignità delle persone. Presidente, a questo proposito, ieri l'ennesima protesta con l'occupazione di una sala consiliare del Palazzo della Provincia di Venezia. La tensione, come lei diceva, cresce di ora in ora. Sentiamo allora le parole di Nicoletta Zago, operaia simbolo della protesta sulle torri, ospite di Rai News. Noi siamo appunto 180 a rotazione, facciamo la cassa integrazione, però all'incirca per i 2 impianti che abbiamo a Porto Marghera servono all'incirca appunto una 90 di persone, di lavoratori, i quali non tutti abitano né a Marghera né a Mestre, c'è chi abita a Zero Branco, c'è chi abita a Chioggia, quindi lavorare gratis per modo di dire, anzi ci rimettiamo come abbonamento dell'autobus, come benzina per le nostre autovetture, quindi noi siamo delle persone responsabili, forse qualcun altro non lo è responsabile. Noi abbiamo la testa sulle spalle, sappiamo la responsabilità che abbiamo in impianto e sappiamo anche che, avendo delle sostanze chimiche presenti nei nostri impianti, materie prime che, ricordo, servivano per la ripartenza degli impianti, dobbiamo presidiare. Abbiamo sentito le parole dell'operaia Nicoletta Zago.